punto, buongiorno e bentornati in diretta col nostro Focus TG. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano del Grappa con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, ma anche a Verona, dove ci sta aspettando direttamente dal Vinitaly il nostro Lucio Zanato. Buongiorno. Buongiorno Sharon, buongiorno ai telespettatori di Rete Venezia. Si sono al Vinitaly, secondo giorno ieri l'inaugurazione. Stiamo parlando della 54esima edizione dopo 2 anni di stop, 4.400 espositori, quindi grande successo per presenza, ma soprattutto oltre 700 top buyer. I top buyer sono praticamente quelli che comprano tanto e comprano anche con tanti soldi, quindi si sta definendo praticamente veramente un settore, un distretto molto importante per l'Italia, ma soprattutto per il Veneto. Il Presidente Zaia non a caso prima in un altro convegno ha detto il vino, questo settore che per molto tempo è stato messo quasi in serie C, in realtà è la vera locomotiva insieme al turismo del nostro territorio. Allora vino come futuro economico, come presente futuro economico, ma vino e vite anche come tutela dell'ambiente, perché poi le discussioni sono sempre le stesse. Coltiviamo, però qualcuno dice ci sono trattamenti, devastiamo il territorio. Ecco, tutto questo qui viene sfatato perché naturalmente i primi a essere attenti al territorio sono proprio i viticoltori, e in particolare si fa molta ricerca, quindi si spendono anche molti soldi, si trovano molti studiosi per cercare che cosa? Cercare vitigni sempre più resistenti alle malattie, di conseguenza con minore bisogno di trattamenti, e qui sono con due i veri rappresentanti di quello che è il futuro della viticoltura, Eugenio Sartori Rauscedo, ma soprattutto il professor Velasco Crea. Loro due sono quelli che in questo momento stanno portando avanti lo sviluppo del vitigno resistente. Parto dal professor Velasco perché stiamo parlando di un ente nazionale. Professor Velasco, a che punto siamo oggi? Avete presentato dei dati su un vitigno resistente, anzi su dei vitigni resistenti. Sì, di fatto noi abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla glera, e quello che abbiamo ottenuto sono 10.000 piante figlie di glera con multiresistenze originate da piante centroeuropee o anche nuove generazioni di piante resistenti già registrate in Italia. Ecco, questo significa, dottor Sartori, che in futuro avremo meno trattamenti, avremo, come si dice, una viticoltura più green? Ma sicuramente questo è l'obiettivo di tutti i programmi di ricerca. Come ha appena detto il professor Velasco, sta lavorando molto su glera per avere del glera resistente. Noi come vivai cooperativi Rauscedo abbiamo iniziato nel 2006 con l'Università di Udine e abbiamo esplorato tutta una serie di varietà commercialmente interessanti a livello internazionale anche, e oggi possiamo dire di avere già un pacchetto di varietà registrate. Ci sono i Merlot, i Cabernet, i Sauvignon, i 4 Pinot, e a breve, 2 o 3 mesi, saremo pronti per registrare 2 glera resistenti e un traminer. I glera resistenti sono il frutto della nostra ricerca, che non è in competizione con quella del Crea, chiaramente. Stiamo lavorando assieme a un percorso unico presso l'azienda Giustiniani Borgoluce, e abbiamo noi a dimora 20 candidati glere resistenti che saranno oggetto di valutazione assieme al Crea, quindi è un lavoro a 2 mani che si fa. Noi poi magari speriamo di poter fare anche la propagazione dei risultati della ricerca del Crea, quindi ci diamo una mano perché è giusto così. Io ritengo che pubblico e privato, tramite gli opportuni accordi, possono contribuire effettivamente a migliorare la viticoltura e renderla più sostenibile. Meno trattamenti, meno costi economici, un risultato buono per tutti, direi. Allora, perché dovete sapere, telespettatori, che loro in realtà sarebbero concorrenti di fatto, perché poi la produzione ovviamente viene fatta in 2 linee diverse. Però il Vinitaly, ma in genere la viticoltura e l'agricoltura, in questo caso dimostra che l'unione fa la forza. Perché? Perché insieme si deve arrivare a un obiettivo comune, quindi maggiore produzione di qualità, ma produzione soprattutto sostenibile. E allora torno al professor Velasco per questioni di tempi, visto che lui si è preso più tempo. Senta, professor Velasco, dopo la glera qual è la prossima, frontiera per il vitigno resistente? Ma allora ce ne sono più di una. Intanto il dottor Sartori ha citato diversi vitigni internazionali. Noi come Crea puntiamo molto sugli autoctoni, quindi Sangiovese, Primitivo, Aglianico e diverse altre varietà che caratterizzano le regioni italiane. Chiaramente sempre insieme, anche perché noi abbiamo l'iniziativa del produrre la novità, ma poi la propagazione la fanno i vivaisti. Chiaramente Vivai Cooperativo di Rauscedo
sono stati i primi a iniziare questa strada, inizialmente con l'Università di Udine, poi hanno proseguito da soli, d'ora in poi proseguiranno col CREA. Bene, mi pare una ottima soluzione, però una domanda un po' spinosa la faccio a tutti e due. Flavescenza dorata è un fronte molto importante nella viticoltura, è un vero e proprio flagello in questo momento. Abbiamo qualche speranza nella resistenza? Non esistono al momento noti geni di resistenza a flavescenza e quindi l'attività è preventiva. Così come non c'erano medicine contro il Covid, ma era necessario vaccinarsi. Quindi avere una strategia comune, uniforme e ben distribuita in tutto il territorio nazionale, in particolare nel nostro caso nel Veneto e nel Friuli, è chiaramente la via principale al momento. Prevenzione innanzitutto. Senta, lei fa il vivaista di fatto. Sì. Quanti viticoltori vengono da lei a chiederle datemi del vitigno resistente a questa cicalina? È chiaro che tutti ci chiedono questo, però direi che qualcosa si sta facendo di concreto e questo grazie al CREA, perché la dottoressa Angelini ha effettuato degli incroci. Ha incrociato praticamente varietà molto sensibili come lo Chardonnay oppure il Glera con varietà che sono, per così dire, asintomatiche, tolleranti, come il Tokai friulano e il Moscato. Quindi adesso, proprio in collaborazione, come dicevo prima, con il CREA, noi abbiamo piantato le barbatelle di questi figli. È il risultato dell'incrocio, praticamente l'abbiamo piantato in una zona dove c'è forte pressione infettiva da flavescenza e dovremmo valutare il comportamento dei figli, vedere se in qualcuno si è trasmesso la tolleranza che ha un Tokai friulano e un Moscato, magari nel figlio di uno Chardonnay o di un Glera. E questo è già un passettino in avanti. È chiaro che prima di arrivare a una varietà resistente, uno Chardonnay resistente, i tempi sono lunghi e non possiamo certamente predire qui il futuro e dire fra 5 anni, 10 anni o 15 anni. C'è da lavorare. Grazie ai due professori. Noi invece con Nicoletta andiamo avanti perché vogliamo andare a conoscere anche altre persone qui al Vinitaly. Scusate se vi do le spalle, siamo all'interno dello stand di Confagricoltura Nazionale. Intanto vi dico che qui c'è stato il sottosegretario alle politiche agricole Gianmarco Centinaio, mentre noi incrociamo in questo momento il presidente di Confagricoltura Ludovico Giustiniani. Confagricoltura Veneto, siamo in diretta su Rete Veneta. Presidente, voi come Confagricoltura, attraverso anche la voce del vostro presidente nazionale, avete chiesto al governo di essere chiari sul futuro dell'agricoltura italiana. Beh, assolutamente, bisogna essere chiari dove andiamo alla luce purtroppo di tutto quello che sta succedendo in questo ultimo periodo. Avevamo tutta una serie di aspettative, avevamo tutta una serie di punti certi che 2 anni di Covid e soprattutto questo drammatico momento della guerra che stiamo vivendo sta ponendo dei seri dubbi su quello che è ad esempio la sovranità alimentare. Cioè, noi nell'ultimo periodo abbiamo sempre pensato negli ultimi anni che la sicurezza alimentare è una questione di salubrità di prodotto, mentre oggi la sicurezza alimentare è l'approvvigionamento, per cui forse va ripensata quella che è la politica agricola italiana. Senta, lei è più preoccupato in Veneto del settore cereicolo oppure più preoccupato del settore dell'allevamento? Perché in questo momento chi è che sta soffrendo di più? Beh, sono tutti e due settori che sono legati in maniera intrinseca, nel senso che il settore cerealicolo, il maidicolo in Veneto è molto importante. Chiaro è che se i prezzi del mais salgono tantissimo, a un certo punto, se non va in crisi tutto il settore zootecnico, se non c'è un aumento di quelli che sono i prodotti del lattiero caseario e della carne. Chiaro che negli ultimi anni sia il mais che il latte o la carne sono stati a dei livelli molto molto bassi e non remunerativi. Oggi c'è bisogno di trovare un equilibrio. Il mais, se uno va a pensare a cos'era il prezzo di 30 anni fa e cos'è il prezzo oggi, quello che è oggi è un prezzo che ha ripreso l'inflazione, perché diciamo che dovrebbe essere il suo prezzo giusto. Cosa non è giusto è il prezzo del latte e il prezzo della carne. Senta, ma allora c'è un pericolo che alla fine certi prodotti non siano più a portata di alcuni cittadini, magari in questo momento di crisi, anche per quanto riguarda le remunerazioni, gli stipendi? Beh,
Qui entriamo in argomenti molto più, diciamo, di economia globale. Certo è che basta vedere anche gli ultimi dati dell'ultimo mese, l'inflazione è al 6-7%. Questo già è una risposta alla sua domanda, cioè nel senso che gli stipendi a questi livelli fanno fatica. Insomma, la fettina non sarà più per tutti? Può essere. Grazie Presidente Giustiniani, purtroppo con questa notizia che non può non far riflettere, adesso mi sposto qui perché vi voglio far vedere la grandezza di questo Vinitaly, ripeto, 4.400 espositori, pensate, questo ritorno finalmente in presenza di della kermesse del vino nel mondo, perché va proprio detto questo, vedete i numeri, le persone, le bottiglie, le regioni, è davvero un evento che fa riaprire il cuore, perché guardate gente che c'è nei corridoi, guardate la presenza di tutti questi venditori, ma anche e soprattutto dei buyer, diciamo 700 top buyer, lo dicevo prima, quindi 700 compratori davvero importanti. Nicoletta, usciamo però perché facciamo vedere la grandiosità del Vinitaly per chi non c'è mai stato, perché vale la pena uscire, perché questo è solo uno degli stand. Se venite fuori con me, guardate che cos'è il Vinitaly e soprattutto guardate lì in fondo quelle immagini che voi vedete di taglio, quei vitigni che voi vedete di taglio sono i vitigni del Prosecco del Friuli Venezia Giulia, cioè delle nostre regioni. E se non hai domande, Sharon, io ti restituisco la linea. Se ho qualcos'altro, qualcun altro da proporti, te la chiederò più avanti. A te. Grazie mille al nostro Lucio Zanato per questo viaggio all'interno del Vinitaly e questa fotografia puntuale di tutto quello che sta attraversando il settore. Ora, qualche minuto di pubblicità, ma noi ci vediamo tra poco. Buongiorno e bentornati in diretta col nostro Focus TG. Come abbiamo visto prima, tanti collegamenti, siamo stati al Vinitaly col nostro Lucio Zanato e adesso ci colleghiamo con un campione dello sport, Luca Rigoldi. Buongiorno Luca. Ciao. Vogliamo ricordare intanto la tua ultima vittoria. Campione? Campione dell'Unione Europea, sono un pugile professionista e da diverso tempo faccio questo sport, non tanto diciamo di moda in questi ultimi anni. Speriamo di riportare il pugilato che conta nei palcoscenici, soprattutto in Italia, a riprendersi la giusta visibilità. Luca, nel 2020 avevi perso il titolo europeo, è stata una giornata amara, però te lo sei ripreso a febbraio. Sì, sono ripartito dopo quella sconfitta. Il Covid, come a tante persone, hanno messo in difficoltà, soprattutto chi ha fatto lo sport, si è trovato in grossissima difficoltà, non solamente per la preparazione, ma anche appunto per la lontananza dai campi gara. E così ci siamo trovati in una serata sbagliata ad affrontare il titolo europeo. La mia terza difesa del titolo l'ho lasciato a Milano, eravamo in diretta mondiale e mi dispiace tanto. Poi da lì è ripartita la mia scalata e piano piano sto cercando di recuperare più velocemente possibile per ritornare in alto. Sono stati 2 anni duri dopo la sconfitta. Sono stati 2 anni duri perché la necessità di capire che cosa fare era tanta, la volontà di ritornare in alto era tanta e voler dimostrarmi qual era il mio limite era una delle mie priorità. Quindi mi sono messo subito in gioco. Ripartire da zero non era assolutamente facile in uno sport dove o sei bravo a salire nel treno che passa oppure rischi di trovarti in una stazione sbagliata. Diventa pericoloso. Ecco, io ho saputo prendere il treno, rimboccarmi le maniche e insomma piano piano sto facendo dei grandi passi in avanti. Da ottobre ad oggi abbiamo già fatto dei grandi passi in avanti. Dal titolo italiano è stata una cosa che ho voluto fortemente ad ottobre, siamo riusciti a portare a casa quel titolo, disputando tra l'altro anche l'incontro più bello del 2021 per la stampa specifica del nostro sport, e quindi bene così e che sia un grande 2022 ancora. Siamo ripartiti bene e ora spero veramente di tornare ancora più in alto. 26 vittorie nella tua carriera, a quando la 27esima?
Speriamo a breve. Ecco, un'altra grossa difficoltà del nostro sport è che non c'è grande programmazione, quindi ogni volta bisogna mettersi a lavorare duramente senza avere un obiettivo, e questo è una cosa che per le persone normali non è comprensibile. E poi quando ci danno una data oppure la organizziamo insieme, insomma, decidiamo in quale strategia adottare per il proseguo della carriera, allora a quel punto ci si mette a lavorare, ma se ti ci trovi già avanti con la preparazione, perché non ti sei mai fermato, cosa che è molto difficile da fare. Però io spero, insomma, di fare un grande evento prima dell'estate, ecco, prima della fine dell'estate perlomeno. Ma cosa insegna il pugilato? Quali sono, soprattutto se tu dovessi consigliare questo sport ai ragazzi più giovani e ai bambini, perché glielo consiglieresti? Beh, intanto il pugilato ritengo sia un po' la metafora della vita, no? Parliamo molto spesso dell'uscita dall'angolo, dalle situazioni difficili, saper stringere i denti, non dar mai l'impressione di essere in difficoltà, saper confrontarsi con se stessi, capire quali sono i propri limiti, capire che di fronte a noi abbiamo un avversario che bisogna giocare ad armi pari. Questo è assolutamente quello che insegna il pugilato, insegna rispetto, insegna disciplina, insegna autostima, insegna autocontrollo, insegna tantissimi di quelli che sono i valori che forse oggi mancano nella nostra società. Questo è il pugilato, è quello che insegna. Io sto cercando di portarlo nelle scuole, nelle aziende, sto cercando di fare tantissima attività e che attraverso il mio sport, attraverso lo sport, io sono riuscito a imparare. Ecco che queste sono le grandi cose che il pugilato mi ha insegnato, non solamente tirare bene il sinistro e il destro, ma quelli che sono i valori che poi vengono diciamo, in primis nella nostra quotidianità. Anche perché il sinistro e il destro li sai tirare bene, a quanto pare. Così dicono. Così dicono. Grazie al nostro Luca Rigoldi, ti aspettiamo qui in studio, magari prima di un tuo prossimo incontro. Vieni a trovarci? Assolutamente sì. Noi ti aspettiamo. Te l'ho promesso. Grazie al nostro Luca Rigoldi, a presto. Ciao. Ciao, grazie mille. E adesso noi apriamo invece la pagina della cronaca e ci spostiamo a Padova, perché è stato tragico il bilancio del weekend nelle strade padovane. Vediamo. Aveva 41 anni ed era volontario della Croce Rossa Marco Sanavio. Il motociclista morto sabato intorno alle 20 nel terribile scontro con un'auto a San Giacomo di Albignasego. Un impatto tremendo che non ha dato scampo all'uomo nonostante gli immediati soccorsi prestati dai sanitari del 118. In gravi condizioni un altro motociclista è finito fuori strada a Villa del Conte intorno alle 18 di domenica. 46 anni, residente a San Giorgio in Bosco, il Centauro è stato trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. Una domenica iniziata in modo drammatico, poco lontano a Campo San Piero, quando in via Straelle, in località Rustica, nell'incidente che ha coinvolto 2 auto, sono rimaste ferite 2 donne. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. E grave schianto anche questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Armistizio a Padova per un incidente stradale tra 2 auto, di cui una rovesciata su un fianco. 2 persone sono rimaste ferite, i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i 2 feriti sono stati assistiti dai medici del SUEM, arrivati con 2 ambulanze e portati in pronto soccorso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Ed ora attesa per i funerali di Silvio Bernardi, morto sabato sera a Silea. Ciao gigante buono, non ti dimenticheremo. Tra Roncade e Milano il dolore e il cordoglio anche sui social per la tragica morte di Silvio Bernardi. In queste ore la decisione sulla data dei funerali del 39enne originario del Veneziano ma residente a Roncade, che venerdì sera è uscito di strada con la sua Audi a Silea schiantandosi contro una spalletta in cemento, lasciando nella disperazione la moglie e le 2 figlie piccole, nonché un'intera comunità. Ci mancherai, grande uomo, hai affrontato tante sfide e non ti sei mai dato per vinto, non si può morire così giovani. Sono solo alcuni dei messaggi postati dagli amici sulla pagina Facebook del ristoratore che gestiva la porchetteria di Milano. Pochi dubbi sulla dinamica. L'uomo ha perso il controllo della vettura improvvisamente, sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Un colpo di sonno, un malore o una distrazione all'origine della tragedia. Quando i vigili del fuoco l'hanno estratto dall'abitacolo accartocciato, Bernardi era già morto.
Vuole raccontare al magistrato la sua versione dei fatti il 36enne marocchino accusato dell'omicidio di Pieve di Soligo. Rilascerà in queste ore delle dichiarazioni spontanee al pubblico ministero Mohamed Boumarouane, il 36enne di origini marocchine accusato di aver rapinato e picchiato fino a procurargli lesioni fatali Adriano Armelin, l'83enne di Pieve di Soligo, morto il giorno dopo l'aggressione all'ospedale Cafoncello di Treviso. Boumarouane, attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha dunque deciso di raccontare al magistrato la sua versione dei fatti accaduti in via Schiratti la sera del 25 marzo per cercare di alleggerire la sua posizione. Al 36enne, assistito dall'avvocato Filippo Vigiano, sono contestati attualmente la tentata rapina e l'omicidio preterintenzionale. Le immagini del muro e degli scalini insanguinati all'ingresso dell'abitazione raccontano di un brutale accanimento nei confronti dell'anziano che potrebbe aver aperto volontariamente la porta di casa al suo aggressore presentatosi come commerciante ambulante. Casa in cui i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso hanno eseguito dei rilievi tecnici giovedì scorso per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione l'accaduto. E nel Padovano nel fine settimana ancora controlli antidroga. Facciamo il punto. Un etto di marijuana conservato in questo sacchetto, una droga particolare, un principio attivo molto alto del 28%, nascosta nel parco dietro Prato Vollenborg a Loreggia, scoperta nel corso dei controlli antidroga dagli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese. Durante i servizi nei guai sono finiti anche 2 minorenni. Un 16enne è stato sorpreso sempre a Loreggia con 1 grammo di droga, del tutto ignari i genitori che si sono visti arrivare in casa gli agenti per la perquisizione, durante la quale è saltato fuori anche un coltello. A Campo San Piero infine è stato fermato un 17enne che ha tentato di disfarsi dello stupefacente. E ora qualche minuto di pubblicità, ma noi torniamo tra poco perché abbiamo ancora tanta cronaca ma anche tanti collegamenti. Mezzogiorno e 30, bentornati in diretta col nostro Focus TG, tanta cronaca ma anche tanta attualità. Ci spostiamo a Vicenza dove i finanzieri della compagnia di Schio hanno consegnato alla parrocchia cittadina San Pio X, pensate 2,5 tonnellate di pellet sottoposto a confisca che sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio. Consegnato dalla Finanza Scledense alla parrocchia San Pio X a Schio 2,5 tonnellate di pellet, sottoposto a confisca amministrativa nel corso di 2 operazioni nei confronti di altrettante imprese del Vicentino nel marzo 2021 perché non riportava le informazioni obbligatorie ai sensi del codice del consumo, sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio. Valutato che l'illecito amministrativo relativo all'etichettatura non fosse tale da inficiare la qualità del combustibile, è stata concessa la possibilità di devolvere il materiale, consegnato nei giorni scorsi al parroco del quartiere K30. E ora apriamo la pagina dell'emergenza dell'Ucraina. Per diversi motivi Viminale e Farnesina stanno facendo approfondimenti sulla presenza appunto in Ucraina di Edi Ongaro, morto qualche settimana fa, e dell'ex pilota dell'aeronautica Giulia Schiff. I ministeri degli esteri e degli interni stanno approfondendo la permanenza in Donbass di Edi Bozambo Ongaro, il 46enne di Porto Gruaro, morto lo scorso 31 marzo mentre combatteva tra le milizie filorusse e separatiste contro l'esercito ucraino. Farnesina e Viminale stanno approfondendo i suoi movimenti in Donbass, ma sotto la lente di ingrandimento anche la carriera militare di Ongaro. Nei 2 incartamenti sono finiti anche i video e le interviste registrate dal 46enne dopo il suo arrivo nella zona da sempre rivendicata da Mosca, in cui non faceva segreto di un ideale comunista politicamente strutturato e sul quale basare le proprie azioni. Non è tutto. A combattere in Ucraina, ma contro i russi, quindi con una posizione diversa, c'è Giulia Schiff, la 23enne di Mira espulsa dall'aeronautica dopo aver trascinato a processo 8 alti ufficiali. Anche su di lei, partita volontaria a inizio conflitto, sono in corso approfondimenti dei 2 ministeri. Il nucleo è sempre lo stesso: come abbia fatto ad arrivare a Kiev, quali siano stati e quali siano tuttora i suoi contatti, ma soprattutto che tipo di attività svolga sul territorio. Sotto controllo anche tutti i canali social. L'abbiamo visto, una delle conseguenze di questa guerra in Ucraina è sicuramente la crisi energetica e sono tantissime le aziende dove cala la produzione.
Crisi economica, crisi energetica. Quella che stiamo vivendo è una crisi peggiore di quella pandemica perché colpisce tutti i settori indistintamente. I costi aumentano, le vendite calano, c'è carenza di materie prime. Molte aziende del Vicentino hanno già ridotto la produzione. Sì, c'è chi ha ridotto la produzione e soprattutto anche nella parte dei bovini da carne. Si stanno vedendo già qualche fenomeno di riduzione di produzione anche sul latte e poi dopodiché c'è il fenomeno, il grosso problema del florovivaismo, insomma florovivaismo dove le serre sono riscaldate chiaramente essenzialmente a gasolio e le serre l'hanno oramai spente e le produzioni le hanno già ridotte. Ci sono aziende che stanno valutando il fatto di fermarsi perché costa di più produrre che non stare fermi e mandare gli operai in cassa integrazione, e questo comporta un rischio sociale molto elevato. Costa di più produrre che stare fermi, un meccanismo pericolosissimo perché la disoccupazione ha un prezzo sociale altissimo. Per di più, gli scambi economici in tempi di guerra sono danneggiati. Nel Vicentino l'export con Ucraina e Russia vale 530 milioni di euro. Le sanzioni imposte a Mosca vanno compensate, altrimenti il danno viene pagato anche dalle nostre aziende. E questo è masochismo economico. Sicuramente questo comporta un danno che poi pagheremo di nuovo noi, e questo non va bene. Questo è un sistema che non funziona, è quasi un masochismo economico che non può andare bene per le nostre imprese. Soluzioni strutturali il governo ancora non le ha trovate. Prevede sconti e ristori temporanei sui carburanti, ma sono risposte provvisorie, non in linea con la previsione di prezzi alti sul mercato energetico per un tempo prolungato. È chiaro che il tema rischia di essere ben più ampio e su cui bisognerà senz'altro tornarci, non è risolutivo. L'intervento del governo non è risolutivo ed è temporaneo. Insomma, le aziende non sono nelle condizioni di prevedere i costi che dovranno affrontare in prospettiva e questo rischia di bloccare anche il sistema degli appalti. È quasi impossibile fare dei preventivi perché i prezzi hanno delle variazioni così importanti, anche del 25% su una giornata su prodotti della plastica, così come ci sono delle variazioni dei prezzi anche sul ferro. Il ferro non ti fanno più una quotazione, ma te lo diranno il mattino che vai a caricare l'automezzo. Dunque come si può pensare di fare dei preventivi? Sicuramente questo mette a rischio tutti i lavori pubblici e teniamo presente che i fondi del PNRR che arriveranno, se non ci saranno certezze sui prezzi, questi progetti rischieranno di restare solo sulla carta. E quello che serve in questo momento per il neoeletto alla segreteria nazionale della CGIL, Cristian Ferrari, è un intervento coraggioso da parte del governo, altrimenti il rischio è la recessione. Siamo tutti di fronte ad un'alternativa secca: o si lavora per far cessare il prima possibile questo conflitto e quindi per trovare una soluzione diplomatica e politica, oppure si lavora per prolungarlo nell'illusione che la crisi ucraina possa trovare una soluzione militare. Noi siamo convintamente per la prima opzione. Nuovo inno al potere della diplomazia che, dopo le parole del presidente Luca Zaia espresse ieri alla Fiera di Godica di Sant'Urbano e ribadite questa mattina al Vinitaly, viene lanciato anche dalla CGIL con le dichiarazioni dell'ex segretario veneto Cristian Ferrari, da pochi giorni chiamato dal leader Landini alla segreteria nazionale. Parla Ferrari di situazione potenzialmente dirompente tra inflazione e crisi energetica. Il rischio recessione, dice, è reale. Noi abbiamo un rischio doppio per le persone, per i cittadini, soprattutto quelli più deboli, quelli più esposti, quelli più fragili. Pensate soltanto che con questi livelli di inflazione si perdono 1 o 2 mensilità in un solo anno di stipendio, di salario o di pensione. E poi il sistema produttivo. Noi, se lo scenario non cambia, andiamo nel giro di poche settimane verso una prospettiva addirittura di blocchi produttivi. Una situazione che si aggiunge alla crisi non ancora superata, innescata dalla pandemia, con la differenza che 2 anni fa il governo scelse di intervenire in maniera importante, mentre ora sembra essere incapace, chiosa Ferrari, di scelte altrettanto coraggiose. Mentre allora la politica, il governo, sia italiano che europeo, seppe dare una risposta fortissima,
attraverso 180 miliardi di scostamento di bilancio, oggi questa risposta ancora non si vede. Siamo in presenza di provvedimenti tampone che sono largamente insufficienti ad affrontare una vera e propria emergenza. A causa della mancanza di carte e problemi logistica dell'Est Europa, alcune delle bollette stanno arrivando in ritardo. È quello che appunto sta succedendo in questi giorni a diversi utenti preoccupati di non aver ricevuto la bolletta. Ed Enel Energia avvisa che non saranno applicati interessi per chi paga in ritardo. Stiamo riscontrando dei ritardi nella consegna di alcune bollette che verranno escluse dall'addebito di interessi di mora nel caso di ritardato pagamento. Manca la carta e la bolletta non arriva. La segnalazione di diversi clienti di Enel Energia che ancora non avevano ricevuto la bolletta di luce o gas di febbraio-marzo trova conferma nell'avviso che la stessa azienda pubblica sul proprio sito. Abbiamo riscontrato dei ritardi nella stampa di alcune bollette emesse nel periodo 7-9 marzo, si legge. Il problema è dovuto alla criticità nell'ambito del settore cartario e ai ritardi della logistica dall'Est Europa. Carenza di carta per buste e bollettini e difficoltà logistiche dunque. Enel Energia precisa che i ritardi nella consegna non andranno però a pesare con interessi di mora per i pagamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza, così come verranno sospese le azioni di recupero del credito per lo stesso periodo. Per fortuna, sospira più di qualche pensionato che guarda con ansia la cassetta della posta in attesa della prossima stangata conseguente al caro energetico. Ma cosa sta succedendo all'industria della carta? Io posso pensare che ci possa essere qualche ritardo dovuto alla consegna di carta, perché evidentemente in questo momento i rialzi dei costi energetici delle materie prime stanno influendo sul costo. Il mercato è teso e le produzioni di carte grafiche da qualche anno in Italia e in Europa sono diminuite. Però le notizie che io ho come settore è che nonostante la difficoltà, nonostante i costi molto alti, le aziende in Italia stanno lavorando e stanno rispettando i contratti e stanno facendo il massimo sforzo per rispettare i contratti, per cui da questo punto di vista posso rispondere, diciamo che l'industria sta facendo tutto il possibile per mantenere gli standard produttivi. Senza dubbio il rincaro dei costi dell'energia sta influenzando la produzione di tutto il settore manifatturiero. Forse da una parte c'è un costo della carta molto importante e molto rilevante che deriva dai costi energetici, dall'altra c'è un settore, quello produttore di energia, che dovrebbe anche comprendere un po' qual è la situazione, insomma. Enel Energia comunica di aver implementato azioni volte ad evitare il riproporsi di tali ritardi ed è possibile attivare gratuitamente la bolletta web per riceverla via email. E ora qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tanti news e collegamenti. Bentornati in diretta col nostro Focus TG, come sempre, come sapete, il nostro è un viaggio tra le news del territorio. Ci spostiamo a Vicenza perché siamo in collegamento in diretta con l'assessore Silvio Giovine, assessore al commercio e attività produttive di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Buongiorno, prima siamo stati con il nostro collega Lucio Zanato al Vinitaly, è una fiera che è tornata in presenza. Quanto è importante per queste fiere così importanti tornare in presenza, anche per la Fiera dell'Oro di Vicenza, mi immagino? Ma è fondamentale. Ieri anch'io sono stato al Vinitaly, ho fatto un passaggio, un saluto a tutte le cantine vicentine che rappresentano un vero e proprio straordinario patrimonio vitivinicolo. Poi è importantissimo proprio il tema del vino, perché poi attorno a questo si parla di impresa, si parla di innovazione, di sostenibilità, di lavoro. Sono tantissime le persone che operano in questo settore, quindi devo dire che è stato bello respirare un'aria pre-Covid, possiamo dire. Questa è stata la prima edizione Vinitaly post pandemia e tutti gli operatori, i buyer, gli espositori, devo dire che nutrivano grandissima fiducia in un settore che è in costante crescita. Come diceva lei, poi veniamo anche da un'esperienza diversa, perché comunque la Fiera dell'Oro rientrava ancora nell'emergenza che è scaduta a fine marzo, però anche lì c'è una grande volontà di ritorno alla normalità che hanno tutti i settori della nostra economia. Certo, assessore, parliamo anche di turismo. So che Vicenza ha firmato un protocollo d'intesa che sta portando ottimi risultati in città. Sì, è un protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto qualche settimana fa con IEG per cristallizzare delle
delle forme di collaborazione che abbiamo già attivato in questi anni, e su un segmento così importante del turismo come quello congressuale stanno portando al nostro territorio dei benefici incredibili. Pensate che la crescita di questo comparto è attestato su scala nazionale sul 2%, per quanto ci riguarda invece è già arrivato nell'arco di un biennio al 12,5%. D'altronde Vicenza ha una struttura congressuale che pochissime realtà in Italia possano vantare, e devo dire che questa intesa, questo protocollo che ci impegna reciprocamente a, da un lato rafforzare. Abbiamo perso il collegamento. Sentiamo male, adesso la sentiamo, può tornare a parlare. Sì, dicevo che appunto il vantaggio di questo protocollo, di questa reciproca intesa, è proprio quella di rafforzare la capacità attrattiva di questa struttura e contestualmente cercare di portare dei benefici a tutti gli stakeholder del nostro territorio, quindi le strutture ricettive, il tessuto commerciale, e poter ospitare dai 3 ai 4.000 per esempio tecnici, radiologi, primari di ginecologia, come avverrà nei prossimi mesi, piuttosto che il distretto della Concia che ha portato qui il congresso europeo appunto di chimici del cuoio. Porteranno appunto sul nostro territorio tantissimi turisti che poi speriamo, dopo questa esperienza di lavoro, possano ritornare poi a visitare la nostra città. Grazie Assessore per questa breve fotografia istantanea da Vicenza. Grazie e torni presto qui con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, a presto. E noi torniamo a parlare della Pasqua, perché sarà tra pochi giorni, sarà una Pasqua molto cara. Oltre al carburante, anche i prodotti sulle nostre tavole saranno appunto più cari. Vediamo. Se dormire in un albergo pensione costerà a Pasqua in media il 9,3% in più rispetto allo scorso anno, muoversi per raggiungere mete turistiche costerà in media il 13,8% in più. Con la stangata dei carburanti anche le tavole pasquali saranno un po' più care, aumenti meno considerevoli rispetto alle altre voci di spesa, perché tutti i produttori legati alla fiera dell'agroalimentare stanno accollando su di sé gli aumenti delle materie prime degli ultimi mesi. A sostenerlo è il presidente del gruppo FIDA di Confcommercio, che rappresenta tutti i venditori dell'agroalimentare al dettaglio, che sulla base degli ultimi rapporti trimestrali sta già registrando un calo dei consumi considerevole. Tutta la filiera produttiva si è sobbarcata nelle spalle quello che è il maggior costo, e questo era proprio per arrivare a Pasqua, per augurarci anche una buona Pasqua, per godere della Pasqua, e soprattutto perché i nostri trevigiani, i veneti, la nostra popolazione ha questo desiderio di vivere questo momento assolutamente importante per la comunità. Preoccupa il dopo Pasqua ad aumentare latte, formaggi e carne. Le carni, perché effettivamente, come dicevo prima, i trasporti e tutto quello che è il necessario per il buon mantenimento anche della carne, quindi l'energia elettrica dei frigoriferi, tutto questo incide tantissimo. Quello che però preoccupa molto, non perché è fatalità il mio settore, ma è proprio quello caseario, perché rischiamo la reale e concreta chiusura delle stalle. I bovini divorano dai 20 ai 30 kg di foraggi al giorno, l'alimentazione incide per il 30% sul costo finale. Martedì sera FIDA ha organizzato un incontro tra produttori del Trevigiano per gettare le basi per superare insieme questo momento. Insieme dobbiamo veramente trovare delle soluzioni e capire anche quanto fiato ha uno, perché io mi sono trovato con qualcuno che è arrivato a dirmi: guarda Riccardo, che io fra poco chiudo, non ce la faccio più. In questa edizione del Focus TG vi avevamo promesso tanti collegamenti, infatti adesso ci spostiamo a Chioggia dal nostro Nicola Marcato, perché da sabato al porto è ferma una nave russa. Andiamo a vedere che cosa succede. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. È proprio così come dicevi, gli effetti della guerra cominciano a farsi sentire anche qui in Veneto. Qui ci troviamo nel porto di Chioggia, dove è ferma da sabato scorso, non sa se potrà ripartire
una nave russa, la Valery Vasiliev, in attesa di imbarcare 120 container pieni di elementi d'arredamento destinati alla Russia. La nave da questo luogo non si può vedere, ma abbiamo fatto delle immagini che dovreste avere, perché le abbiamo spedite prima, le abbiamo realizzate dal ponte di Chioggia. Certo, le stiamo vedendo. Ecco. L'incertezza di questa spedizione è dovuta naturalmente all'entrata in vigore di tutte le sanzioni decise dall'Unione Europea contro la Russia. Stando a quanto si diceva ieri, il chiarimento dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma è ancora un po' tutto insicuro. Il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali ha detto nel frattempo che, stando ad alcune comunicazioni ufficiose, le navi russe potranno continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al giorno 16 di aprile. In tal caso le operazioni dovrebbero avere corso senza alcuna perdita di tempo. Manca tuttavia però l'ufficialità, e nel frattempo i lavoratori portuali si domandano se quest'oggi potranno o meno procedere al carico della stiva. Dopo il Covid le maestranze portuali hanno paura della cassa integrazione. La preoccupazione è tanta, perché dovete capire che il porto, oltre a questo carico qua, è destinato a risentire di questo blocco dovuto alle sanzioni dei prodotti lavorati verso la Russia e della paralisi dell'importazione dei materiali ferrosi provenienti da entrambi i paesi, Russia e Ucraina. Di questo problema è qui per parlarne con noi anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io ho letto l'articolo questa mattina, mi ha colto di sorpresa perché non sapevo ovviamente che c'era chiaramente ormeggiata una nave russa, ma da quello che ho saputo, da informazioni prese presso la polizia di frontiera, so che comunque questa nave russa dovrebbe imbarcare questi moduli abitativi e dovrebbe ripartire tranquillamente prima del 16. So che queste sanzioni dettate dall'Europa nei confronti della Russia dovrebbero entrare in vigore dal 16, però mi devo ovviamente informare con la Capitaneria di Porto, perché sembra che ci siano delle deroghe che devo andare ovviamente a leggere, ma che darebbero facoltà appunto a queste navi russe anche di poter entrare e uscire dal nostro territorio italiano, quindi poter lavorare ugualmente. Ma voglio leggerle bene queste deroghe, perché chiaramente se ci saranno, come mi auguro, l'attività portuale potrà continuamente, ovviamente, potrà continuare tranquillamente anche, quindi non c'è nessun allarme nei confronti dei tanti lavoratori che lavorano presso il nostro porto. Poi noi come Chioggia chiaramente stiamo puntando, vista la stagione estiva ormai alle porte, alle navi da turismo, alle navi da crociera, e ci auguriamo, oggi pomeriggio abbiamo un incontro importante anche con l'autorità portuale, un incontro pubblico, quindi parleremo anche di crocieristica, di tutta l'attività portuale. Poi il porto di Chioggia, grazie anche alla Regione Veneto, è stato inserito anche nella zona logistica semplificata, quindi arriveranno molti ovviamente milioni di euro da poter investire nel nostro porto commerciale e anche turistico. Ma di queste sanzioni non ha paura che poi il blocco possa coinvolgere anche molti dipendenti del porto? Sì, chiaramente queste sanzioni creano un po' di allarme chiaramente verso i lavoratori, però noi stiamo appunto puntando molto sulla crocieristica, perché andremo a riconvertire in questo tempo, in questo periodo estivo, e potremo dar modo ai nostri lavoratori di poter continuare a lavorare per le navi da crociera. Chiaro che se queste sanzioni avranno delle deroghe, che andrò, ripeto, a chiedere alla Capitaneria di Porto, un po' di cauto ottimismo comunque lo nutro con queste deroghe. Ovvio che le sanzioni vanno bene, sono d'accordo, sanzionare un paese che sta creando guerra verso un popolo ucraino, però è anche vero che a farne le spese sono sempre poi i cittadini incolpevoli poi delle scelte che fanno i loro capi di Stato, ecco. Quindi mi auguro che in queste deroghe ci sia ovviamente molto buon senso e che si continui a dare sicurezza lavorativa, certezza lavorativa ai nostri lavoratori di Chioggia, ma anche di Venezia e anche degli altri porti italiani ed europei. Grazie. Ci sono delle domande da studio? No, siete stati esaurienti. Grazie mille al sindaco di Chioggia, grazie anche a te Nicola, grazie mille. Grazie.
Grazie. E noi adesso vi lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma ci vediamo tra poco. Bentornati in diretta col nostro Focus TG, questa era l'ultima pausa pubblicitaria, ora rimarremo insieme a farvi compagnia fino alle 13:30. Vi abbiamo lasciato con un collegamento con il nostro Nicola Marcato da Chioggia, ma rimaniamo nel veneziano perché sono tante le iniziative di solidarietà per i profughi arrivati dall'Ucraina. Arriva il servizio. 50 paia di scarpe per i bambini arrivati dall'Ucraina per fuggire dalla guerra e ora ospiti nelle strutture di accoglienza del Patriarcato di Venezia. È questo il gol più bello dei ragazzi dell'Academy del Venezia Football Club. Per noi è un atto di dovere e anche un piacere poter aiutare persone, soprattutto bambini bisognosi e mamme, visto che noi ci definiamo Mondo Academy, quindi al di là dei valori dello sport promuoviamo tutti quelli che sono anche i valori che abbiamo condiviso in questa sinergia fatta con il Patriarcato di Venezia, per cui senza indugio ci siamo attivati. Dobbiamo ringraziare anche tutte le nostre famiglie, le nostre mamme che abbiamo contattato attraverso le piattaforme web per mettere al corrente di tutto il movimento che potevamo, tutta questa attività dalla quale potevamo andare incontro nei prossimi mesi. Quindi questo è un primo passo verso l'accoglienza, perché per noi questo atto è un atto di integrazione che va al di là dello sport. Alessandro ci aveva contattato riguardo all'emergenza ucraina chiedendo cosa potesse fare per aiutare nella prima accoglienza. Quindi dopo appena qualche ora ho detto guarda c'è bisogno di scarpe. Lui è gentilissimo, ha detto io ci sto, e oggi siamo proprio a consegnare queste scarpe a queste famiglie che stiamo accogliendo. L'iniziativa si è concretizzata a tempo di record e rientra in un percorso di collaborazione più ampio tra il Patriarcato di Venezia e la società Arancio Verde, che comprende anche progetti educativi. Siamo davanti alla casa San Giuseppe, la casa, quella della Tana, la struttura più, se vogliamo, più antica, dove però sono accolte attualmente delle famiglie con i loro bambini, e siamo appena tornati invece dall'altra struttura che è quella delle Moneghetti, dove invece ci sono altri bambini. In questo momento i ragazzi dell'Academy stanno consegnando le scarpe, i bambini, le loro mamme li stanno provando, e la stessa cosa abbiamo fatto poco fa alla struttura delle Moneghetti. Ed è stata una riflessione dedicata al potere, alla violenza e alle armi, quella del vescovo di Treviso nella Domenica delle Palme, che ha aperto la Settimana Santa. Abbiamo iniziato fuori dalla chiesa, il primo entusiasmo accogliente di Gesù a Gerusalemme, e poi improvvisa la passione, il tradimento, il rinnegamento, la cecità di tutti, accecati ciascuno a modo suo dal potere. Potere come sopraffazione dell'inerme, non come servizio, è stato il punto di partenza della riflessione del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, per la celebrazione della Domenica delle Palme, mentre in Ucraina si continua a combattere e a morire. Potere di allora e potere di oggi, nella continua lotta tra ragione e sopraffazione. Perché siamo accecati dalle lusinghe di piccoli e grandi poteri, tutti piccolissimi in fondo, per quanto apparentemente gloriosi e imperiali, tutti meschini. La meschinità del potere fine a se stesso, imposto ora come oltre 2000 anni fa, con lame e spade, quelle sfoderate la notte della passione sull'orto degli ulivi e del tradimento. Siamo ancora noi ora come loro a quel tempo a discutere di spade. Quante volte hanno parlato di spade in questa passione? Quanto parliamo di armi in questo nostro tempo? Davanti a tutto questo il vescovo pone a tutti una domanda. Davvero? Ma davvero ci serve essere più grandi di qualcuno? Perché in compagnia del mite vittorioso sulla morte, proprio attraverso la sua non violenta mitezza, e ci costringiamo ancora
a far subire al Cristo la passione e con lui ai tanti crocifissi della storia. Infine il monito contro il male, risultato di un potere insensato. Sterile e maledetta, un'esistenza che uccide il giusto, espelle ogni onore, pensa di essere giusta e distrugge il legno verde, tentando così di far rivivere un legno secco. Lo abbiamo visto, una guerra che alimenta senza sosta il lungo fiume di profughi dall'Ucraina. Molti arrivano in Italia, tra questi anche tanti minori non accompagnati. Le regole sono sempre meno chiare ed è per questo che sin da ora il sindaco di Cima d'Olmo dice di no ai nuovi arrivi. Se Cima d'Olmo in realtà, che è un paese che si sa che è accogliente, volesse in tal caso avere 10 bambini in affido, e se i bambini rimangono in giro e non si sa poi come in realtà regolarizzare, per il comune sono 400.000 euro all'anno. A Cima d'Olmo il sindaco polemicamente dice no all'arrivo di nuovi minori dall'Ucraina e lo fa dopo l'ennesima e burocratica comunicazione del Ministero. È arrivata una circolare da parte del Ministero degli Interni che fa interessare normalmente come consuetudine alle prefetture a intervenire sul sistema o sul problema ucraino. Ma in realtà mi è arrivata anche un tipo di convenzione già formata in conferenza dei sindaci, dove sono rimasto un pochettino perplesso, un pochettino basito e stupito. Perché? È arrivata una convenzione in realtà che ci specifica a noi sindaci di intervenire con la Caritas, con giustamente tutto il meccanismo che c'è attorno, in realtà di poter accogliere questi bambini, per poter accogliere gli ucraini. Ma il problema principale generale è il fatto che sia a livello provvisorio, ma non a livello definitivo. E si riferiscono specialmente ai minori. La maggior parte dei minori sono minori che non sono accompagnati, quindi non si può aiutare questo bambino, cercare un tipo di accoglienza con le famiglie, perché il problema verrà fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi. Quando l'emergenza cesserà, rimarranno i bambini e i relativi costi da sostenere. Quanto costa un bambino, quanto costa un minore a una comunità? Beh, noi attualmente stiamo gestendo 2 minori qua a Cima d'Olmo e ci costano 3.480 euro al mese, quindi 2 ci costano sui 7.000 euro quasi, e in un anno sono 80.000 euro. E cosa facciamo allora? Non basta il caro bollette, non basta tutte le problematiche che abbiamo avuto col Covid. Un comune di 4.000 abitanti non può mantenere il suo sistema qua. Quindi lei dice bisogna trovare, intanto creare diciamo così le regole per un eventuale affido, un'eventuale adozione e dopo allora si possono accettare questi bambini. Ma è normale, ma è una cosa che sia rapida e veloce. E a proposito di guerra in Ucraina, qual è l'impatto che hanno nei bambini queste immagini forti che arrivano dall'Ucraina? Vediamo. Non è l'Antoniano di Bologna, ma di certo potrebbero concorrere allo Zecchino d'Oro. Sono i bambini di Suor Rosalba, della scuola d'infanzia Carmen Frova di Santa Maria del Rovere a Treviso. E il canto è un modo per esorcizzare le paure della guerra che ogni giorno arrivano dalla televisione. All'inizio della Quaresima abbiamo fatto un cammino appunto su questo, sulla pace. Ecco perché aveva iniziato la guerra e per fare crescere i bambini, dare questi sentimenti ai bambini che possono poi a loro volta essere portatori di pace. Percorso che portiamo avanti sempre quotidianamente, in particolar modo anche attraverso i canti. Questi bambini che domande vi fanno? La domanda fondamentale è perché, cosa succede, come reagiscono i bambini come loro e quindi noi cerchiamo in qualche modo di rendere la cosa un po' più leggera. Alleggerire ma non nascondere la verità della guerra, il consiglio ai genitori. Dire le cose come stanno perché negare quello che sta succedendo sarebbe controproducente per loro. Quindi rispondere in maniera sincera, dire la verità, ovviamente usando termini leggeri che i bambini capiscano. Ecco che il canto diventa un modo di affrontare la guerra proteggendo gli inermi. Ecco perché la pace è la speranza che i bambini, le famiglie, la preghiera ci fa desiderare tutti. Una preghiera che diventa accoglienza,
che diventa solidarietà. Difatti daremo prossimamente le aule del nostro oratorio perché i bambini ucraini che si trovano qui a Treviso possano imparare l'italiano e quindi fraternizzare anche con la nostra città. Solidarietà e fraternità, ma soprattutto un messaggio dei più piccoli a chi la fa la guerra. Chi è che vuol dire qualcosa sulla guerra? Io no. Tu no, e tu cosa vuoi dire? Gli aerei devono fare pace subito. Ed è un'arte tutta padovana quella del restauro di auto d'epoca. È la sapiente arte del maestro battilamiere Andrea Agnoletto, quella trasmessa a 15 studenti dell'Ipsia Bernardi di Padova che hanno ricevuto l'attestato del corso di restauro di auto storiche organizzato dall'Accademia del Restauro di CNA Padova, operativa dal 2016. Una tecnica affinata in una storica carrozzeria del cuore di Padova già nel XIX secolo e messa a punto nei primi anni del Novecento. Una tecnica green, in modo che con pochissimi attrezzi, senza l'ausilio di pressione di aria, di olio, di corrente elettrica, si può costruire un qualcosa di importante. Questo è un corso PON, quindi extracurricolare, a cui hanno partecipato i ragazzi sia delle quarte e quinte diurno e anche i ragazzi del corso serale, proprio grazie alla maestria del maestro Agnoletto per approfondire questo aspetto, questa professione così richiesta poi dal territorio. Un mercato fiorente, quello del restauro, che richiede capacità e sapere, ed ecco allora che grazie al mestiere le abili mani degli artigiani plasmano ferro e lamiere con colpi di semplici martelli, lime e saldatrici all'acetilene. Si stanno recuperando delle esperienze che ormai stavano per scomparire nel nostro territorio. Noi siamo nel mondo dell'automobile, siamo tra le nazioni più citate al mondo, sia per la bellezza dei nostri prodotti che delle nostre carrozzerie, eccetera, e l'esperienza del battilastra, della persona che è in grado di rimodellare i materiali fino ad ottenere di nuovo una forma splendida come quella di tutte le nostre auto, è quasi scomparsa. Diventa proprio un'importanza come associazione riuscire a trovare questi imprenditori artigiani che come maestri possano tramandare ai nostri giovani proprio il sapere che oggi va perso se non c'è proprio quella cultura dei giovani di voler fare il nostro lavoro. Ci spostiamo nel Trevigiano perché dopo 3 anni torna a teatro in presenza il premio Giorgione. Vediamo. Armando Solaroli aveva caldo e già sudava copiosamente. Guidava una vecchia vettura in cui l'aria condizionata non funzionava mai. Da 3 anni mancava a teatro, finale di grande qualità per il premio letterario nazionale Giorgione, un riconoscimento che per la sua storia ha sempre portato fortuna ai suoi vincitori. Il podio di questa 6ª edizione è tutto veneto, per 2/3 trevigiano. Il vincitore del premio per la sezione inediti è Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. Vince per la sezione romanzi inediti Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. La Frosinate, che ora potrà pubblicare l'opera per Panda Edizioni, sponsor del premio insieme a Dentro Centro, riassume con queste parole la grande forza del suo testo. Il fatto che i due personaggi rinforzino a vicenda, sebbene non si siano mai conosciuti, un senso di ricerca della felicità che appartiene poi a ciascuno di noi. Al primo posto per la sezione romanzi editi si è classificato Michele Benettello con Maida Vale. È un gioco di parole. Maida Vale è una stazione della metropolitana di Londra, però ci si può fare un gioco di parole anche con la lingua italiana. Una storia più che complicata che si dipana nel tempo lungo gli anni. Primo posto per la sezione Panda Noir per la fiorentina Lucia Serracca con Salmo 24esimo, un romanzo ambientato a Venezia. La bellezza della città mi ha talmente colpita che, amando la scrittura fin da sempre, ho pensato che valeva la pena scrivere qualcosa che si
ambientasse a Venezia e che anzi facesse diventare proprio la città un personaggio del romanzo. Hermann Zedd, menzione d'onore per la categoria Panda Noir. L'hanno definito noir sghembo lagunare, nel senso che è sì un noir, però non presenta i canoni classici del noir, esce anche lì un po' dal seminato. Peculiarità maggiore che si ride amaramente, è un noir tutto sommato con delle punte anche di comicità. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione di un momento di spettacolo con Sin Lucariello Quartet e Señor Tango. Siamo molto orgogliosi, il premio Giorgione ha assunto una chiave nazionale ormai importante e anche porta con sé fortuna. Vincitori di passate edizioni oggi si trovano a scalare classifiche importanti a livello nazionale, parlando appunto di premi letterari. E il Salone della Ragione ad Asolo ospita fino al 1° maggio una mostra dedicata al marchio e una fabbrica trevigiana che hanno segnato il design. È una radio, è un oggetto di design, ma soprattutto uno dei simboli di uno stile nell'organizzazione del lavoro. È il cubo originale della Brion Vega, azienda che ha scritto un capitolo importante del Made in Italy nel mondo. Radio ma anche televisori, come questo in palissandro, dove l'armonia del legno circonda la tecnologia del tubo catodico. Oggetti meglio capitoli di una storia straordinaria partita da Caselle d'Altivole e Santa Giustina in Colle, dall'amore tra Giuseppe e Onorina e dall'esperienza di Leone Paietta, che portò nella Milano del dopoguerra dalla Radio Marelli alla prima BPM, diventata Vega Milano, e poi con il ritorno di Giuseppe Brion ad Asolo, Brion Vega. Una fabbrica di giovani dove il capo aveva appena 30 anni. Quando le hanno detto lei va ad Asolo da Milano, che cosa ha pensato? Beh, ho detto un'occasione che non posso perdere. Questi giovani, perché erano tutte ragazzine di 16, 17, 18 anni, io sono rimasto allibito. Non facevo tempo di insegnare una cosa che l'avevano messa nel computer. Bellezza e funzionalità, gli obiettivi dei coniugi Brion, che dalle radio e dalle televisioni contagiarono anche la progettazione della fabbrica ai piedi della Rocca. Questa fabbrica fu fatta progettare a uno dei designer che aveva realizzato i pezzi più importanti della Brion Vega, Marco Zanuso, un architetto e professionista milanese molto importante, che ha fatto questo progetto, una fabbrica bella. Una fabbrica dove il ciclo lavorativo era innovativo sia per spazi che per qualità della vita. Mi sentivo un privilegiato, veramente, perché era un'azienda bella, solare, era un'azienda dove si lavorava in maniera veramente e si era contenti. Innovativa anche nel rispetto per il lavoro femminile, pagato tanto quanto maschile, impensabile in quegli anni, soprattutto per le giovanissime. Io avevo 16 anni e mezzo, per cui per me mi si apriva la giovinezza e la voglia di indipendenza economica. Per molti non un lavoro, ma un vero e proprio amore per quello che costruivano, al punto di comprarselo seppur a rate. Prodotto dei quali io ero innamorata persa, tanto per dire un aneddoto, quando io e anche mia sorella che lavorava assieme a me abbiamo deciso di fare la pazzia di comprare lo stereo, quello bello, che costava come un'utilitaria. Abbiamo fatto rate mensili per poter pagarci questo apparecchio che era di una bellezza e lo è tuttora. Per inciso, lo stesso modello venne acquistato in quegli anni da David Bowie e nel 2016 è stato battuto all'asta per oltre 215.000 euro. Brion Vega oggi non è più ad Asolo e la fabbrica è stata convertita al ciclismo. Resta comunque l'opera d'arte di territorio e di economia sociale che è stata Brion Vega ed ora una mostra tutta da visitare. Significa riportare alla luce una parte della nostra storia e dare conoscenza alle persone che oggi vivono Asolo e il territorio o ai curiosi di quella che è stata un progetto imprenditoriale di altissimo livello. E ora ci spostiamo a Conegliano perché continua a far discutere il futuro del Teatro Accademia. L'ultimo a dare forfait è stato il cantautore Fabio Concato, annunciando che non potrà esibirsi a Conegliano per i problemi che affliggono il Teatro Accademia, la cui proprietà è in attesa di un accordo con l'amministrazione comunale. Questa è la versione ufficiale, mentre voci di piazza parlano di una distanza siderale tra le idee del sindaco Fabio Chies e la proprietà. Altro che fondazione, sottolineano fonti ben informate, qui si tratta invece di finzione, con l'obiettivo di convertire la struttura in appartamenti extra lusso con vista sulla piazza, simbolo della città.
In tutto questo pare che la vicenda crei più di qualche scricchiolio in giunta, fomentato anche dalle opposizioni, Lega in testa, che accusano apertamente il sindaco di immobilismo. Il Comune deve prendere posizione, no? Il Comune deve prendere posizione e deve porre dei vincoli, dei limiti, diciamo, all'uso dell'immobile, cercando di fare il possibile per mantenerlo come in questo momento, come patrimonio della città. Lega che insiste con il sindaco, deve essere più concreto, puntando tutto sulla fondazione pubblico-privata con vincoli di tutela del teatro. Ci deve essere un accordo tra l'amministrazione pubblica, il privato e gli imprenditori del territorio, ponendo dei limiti indubbiamente. Tra pochi giorni è Pasqua e non può mancare l'uovo di cioccolato. Noi siamo stati qui nel Bassanese per andare a vedere come si fa. Pasqua è il periodo dell'anno in cui trionfano le uova di cioccolato. Vi portiamo proprio all'interno di una magica fabbrica del cioccolato. Venite con noi. Un lavoro di tecnica e di grande passione. Nascono in questo laboratorio le uova di cioccolato del maestro Walter Marcon. Tutto è studiato, dalle macchine per la lavorazione del cacao, pensate prodotte su misura, agli stampi che permettono di realizzare creazioni d'arte. Si parte da qui. Il cacao diventato cioccolato scende nello stampo, si toglie l'eccesso e poi si mette a riposare. Un abile lavorio di mani, un occhio alla temperatura, fondamentale per una perfetta chiusura, che va calibrata con quella esterna. Il freddo proprio ci aiuta veramente. Quando il tempo, diremo, anche se Pasqua viene a metà aprile, diremo che è molto importante che ci sia pioggia, una temperatura un attimo di non certo bel tempo. Ascolti, il suo cioccolato è un cioccolato particolare che lei è andato di persona a selezionare in Francia. Sì, noi 4-5 anni fa abbiamo cercato un attimino di crearci una linea, anche se le quantità sono abbastanza notevoli per riuscire a fare una cosa del genere. E abbiamo un cioccolato fondente al 70% che riteniamo sia la giusta dosatura, diremo non troppo aggressivo, ma che sia anche che abbia un lato di dolcezza, di amabilità particolare. Abbiamo creato questo nostro cioccolato fondente che ha il nome di Equilibrio. Ecco, qui siamo a Nove, la patria della ceramica, anche il vostro cioccolato, una sorta di marchio di fabbrica. Sì, certamente, qui diremo che anche se molte ditte di ceramica hanno chiuso, però diremo che la tradizione, l'artigianalità, proprio il territorio, questo è fondamentale per il mondo artigiano. Ed ecco come Walter Marcon completa queste decorazioni realizzate a mano da pittori ceramisti. Le sue mani sono abilissime, sono mani insomma che hanno un rapporto simbiotico con la materia che sta lavorando. Guardi, qui bisogna sempre avere molta passione, perché purtroppo il mondo corre, bisogna adeguarci, bisogna sempre cercare sia nei macchinari, sia nei corsi, Io a volte vado a molti corsi dove magari qualcuno, chi è, diremo che insegna, sa molte cose meno di me, visto l'esperienza di tutti questi anni, però qualcosa si porta sempre a casa. Ville Venete è scenario di sport equestre, tra le location scelte anche Villa Caffo e Rossano Veneto. Ai nastri di partenza l'evento itinerante Cavalli in Villa, nella prima delle 5 dimore storiche del Veneto che ne ospiteranno il corso durante l'anno. Un progetto che vuole donare al cavallo il ruolo di alfiere della cultura e di promotore delle eccellenze e peculiarità del territorio. Questo è un evento molto prestigioso che abbiamo riportato ad Abano dopo molti anni, un evento di qualità, cavalli in arrivo da tutta Italia e la qualità anche della proposta culturale e sportiva di tutto rispetto. Sicuramente cultura e sport rappresentano un binomio vincente, una sfida che abbiamo voluto affrontare per far conoscere anche parte del nostro immenso patrimonio architettonico-culturale rappresentato da alcune delle eccellenze tra le nostre 3.900 ville venete. Il cavallo porta con sé un patrimonio impressionante
importante veramente per gli amanti e diciamo che ha sempre segnato la nostra storia. Il contenitore di tutto questo progetto sono le Ville Venete, patrimonio dell'UNESCO, ciò che ci caratterizza fortemente il nostro territorio. E a proposito di territorio, tra le 5 ville scelte per ospitare la Kermesse spicca Villa Caffo a Rossano Veneto, un evento previsto a settembre ma già molto atteso. 3 giorni non solo di sport equestri con i migliori nomi dei campioni italiani attualmente appunto medagliati, ma anche 3 giorni di cultura all'interno della nostra villa, una cultura che ha come riferimento il mondo equestre. E con il volo delle colombe si è aperta la 39esima edizione della Fiera Mercato dell'Olivo di Pove del Grappa. 39esima edizione della Fiera Mercato dell'Olivo a Pove del Grappa, tra colori, profumi e sapori. Premiati i migliori stand e poi mostre di pittura, fotografia, hobbistica, bonsai, l'immancabile mercatino biologico e tante novità. E abbiamo i giochi di una volta in centro storico, quindi nella piazza, fulcro principale della nostra Fiera Mercato, in più una nuova logistica degli stand. Li abbiamo sparpagliati, quindi abbiamo coinvolto tutto il centro storico per far rivivere anche, per far vedere il nostro bellissimo paese. Come da tradizione, la Kermesse si è aperta con il volo della colomba che mai come oggi racchiude un significato speciale. Oggi c'è proprio bisogno di un lancio di colomba come segno di pace e poi sappiamo che la colomba tornava con ramoscello di olivo fin dai tempi dell'Arca di Noè. Qui in paese la storia parla proprio dei primi olivi che sono arrivati su dono al parroco nel 1250. Hanno cominciato con un dono di 15, poi hanno visto che attecchivano bene, poi un po' di più e per molti anni sono rimasti proprio come elemento di devozione per l'olio sacro e solo poco tempo fa si è riscoperto il valore vero dell'olio extravergine, perché prima nel nostro Veneto si condiva con l'ardo, con i grassi animali, e invece di recente abbiamo capito il valore e l'importanza dell'olio. Ed è stata inaugurata la nuova biblioteca comunale di Romano del Zellino. Una nuova, rinnovata e ampliata biblioteca comunale a Romano del Zellino, un luogo importante per l'intera comunità, ma soprattutto un punto di riferimento per i giovani. Raddoppia gli spazi della biblioteca, ma soprattutto mette a disposizione 100 metri quadrati di aule studio per gli studenti del nostro territorio. L'investimento è constato di 95.000 euro che ha permesso in 4 mesi di raggiungere questo risultato. Ci lavoravamo da alcuni anni e con questo investimento siamo riusciti anche a superare quelli che erano gli spazi e le barriere architettoniche degli spazi precedenti per permettere veramente un'accessibilità a tutti a questo luogo della cultura. Mettiamo a disposizione degli nuovi spazi rinnovati per la cultura, accessibili, ma soprattutto la grande novità è la disponibilità di 2 aule studio per i giovani che potranno studiare anche in orario oltre l'orario consueto della biblioteca. E proprio le aule studio sono state dedicate all'assessore Mauro Salvemini, scomparso a soli 51 anni lo scorso gennaio. Con la frase "sii servo del sapere se vuoi essere veramente libero", speriamo di fare un adeguato lavoro e dare un'adeguata memoria di quello che è stato l'impegno, ma soprattutto la libertà che Mauro ha portato in tutti noi e in tutta la comunità di Romano. E ora ci spostiamo a Vicenza, consegnato alla comunità un nuovo parco giochi. Siamo all'interno del parco della Colonia Bambinina di Ghieri, nel tratto nella zona di Via Vigolo, dove abbiamo inserito un nuovo parco giochi grazie a un progetto partecipativo del 2019 molto particolare. È un parco giochi con caratteristiche fisiche per i bambini. Tutti i giochi sono in legno e sono stati inseriti con un richiamo alla palestra di roccia che è qui vicino. Erano stati direttamente i residenti a chiedere all'amministrazione comunale questo parco giochi speciale nel quartiere Gonia nel 2019, un progetto partecipativo che chiedeva di attrezzare questo spazio che ospita anche la sede degli scout, ragazzini appassionati della vita all'aria aperta, un nuovo intervento che rientra nel piano più ampio di ripristinamento
manutenzione periodica delle 58 aree gioco attrezzate cittadine, dove sono presenti complessivamente 415 strutture. Sì, stiamo facendo una programmazione di interventi con la riqualificazione importante delle aree gioco, soprattutto parchi e giardini scolastici, un intervento importante che sarà poi completato grazie ai 950.000 euro del fondo di generazione urbana, che ci permetterà di completare moltissimi parchi della città. Abbiamo già messo investimenti con risorse proprie del comune, questi sono i risultati. Inseriti nel progetto in via Vigolo anche 2 tavoli da picnic utilizzabili da persone con disabilità. Il nuovo impianto è realizzato con 50.000 euro, è stato progettato accogliendo le specifiche richieste dai cittadini che volevano favorire l'attività motoria mirata all'arrampicata, vista la presenza della vicina falesia del CAI, utilizzata da anni come palestra di roccia. Il materiale scelto per realizzare i giochi è stato un legno specifico che richiede scarsa manutenzione. È una scelta che è in linea con le scelte fatte dall'amministrazione, quindi andare a fare parchi giochi che siano più fisici e insieme al gioco mettano il movimento per i bambini, quindi atleticità e sforzo fisico fondamentalmente, quindi andare a giocare ma facendo attività motoria. Poi questo c'è un richiamo classico a tutto quello che è l'arrampicata, quindi un piccolo segnale anche di avvicinamento propedeutico allo sport della scalata. E gli alpini della sezione di Vicenza Monte Pasubio festeggiano i 100 anni dalla loro fondazione. Avviato ufficialmente l'anno di festeggiamenti per il centenario della sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio, che si snoderà tra 16 appuntamenti nel corso del 2022, dalla rappresentazione teatrale intitolata 100 anni per la gente fra la gente al treno del ricordo, treno d'epoca che da Vicenza arriverà a Belluno, ma il momento clou sarà quello del 22 aprile a Vicenza. Perché il 22 aprile del 1922 fu firmata la Costituzione della sezione ANA di Vicenza, quindi lo ricorderemo nello stesso giorno, nello stesso luogo. Sostanzialmente si trova in centro a Vicenza, in Contrado Rode, all'Hotel Due Mori, dove verrà scoperta una targa a ricordo di questo evento. Un anno ricco di eventi che si concluderanno con la sfilata a novembre a Vicenza, ma non solo, anche un percorso storico per ricordare il sacrificio dei soldati caduti durante il conflitto mondiale. Il 15 aprile 2022 sarà pubblicato nel sito online un percorso di 200 km che è stato finanziato, la ristrutturazione e la rimessa in pristino di questi passaggi e di questi sentieri dalla Regione Veneto e dalla provincia di Vicenza, e questo sentiero, appunto di oltre 200 km, andrà a toccare i 4 ossari della nostra provincia di Vicenza, a partire dal Monte Pasubio, a cui è intitolata la nostra sezione, passando per il Monte Cimone, Ortigara e il Grappa. E poi l'impegno per il 2024, con la speranza che l'adunata nazionale, che non è a Vicenza dal 1991, torni in città. Adesso noi siamo in lista, siamo candidati e proponiamo la candidatura dell'adunata della nazionale degli alpini a Vicenza nel 2024. 13:30, il nostro Focus TG finisce qui, ma mi raccomando, ci vediamo domani a mezzogiorno puntuali. A domani.